Grazie, buonasera e benvenuti. Buonasera 348 80 40 254. Siamo in diretta, il numero per le vostre richieste, i vostri messaggi, le vostre fotografie. Ciao Alessia. Ciao. Io avevo posato questo perché siamo sotto Halloween. È stato Halloween, è pieno di streghe. Ed è arrivata una di queste streghe, mi ha dato una botta qua, no? È presente il colpo della strega e non mi tengo in piedi. Quindi ho detto, metto lo sgabello. Poi però è arrivato Blasone, ha detto l'inizio della puntata me lo faccio seduto qua. E come possiamo dire di no al nostro Blasone? Il trespolo dietro, mia cara regia, serve per Blasone. Adesso poi lo tolgo. E metti in caso che torna, quindi noi lo lasciamo lì, anzi tra un po' lo tolgo. Ma ti spiego anche perché è andato via, credo. Sì, perché è andato via? È a caccia di cimice. Ah, c'è una cimice. Sa di sì. Una papatacea, io la chiamo, mi siedo e non ce la faccio più, una papatacea, amici a casa. Insomma, allora sarà una grande puntata fatta di brani richiesti da voi, fatti di brani inventati da noi. Come il prossimo, facciamo un salto indietro. Abbiamo cantato un brano, penso, del Sanremo 1983, avevo un anno quando la Milani proponeva questa canzone, Volevo dirti che dedico a te. Bello. E adesso andiamo avanti con un fantastico del 1982. Lei è Raffaella Carrà e questa è Ballo, ballo. Per voi amici a casa, fatemi sentire. 348 80 40 254. Io sono qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Ballo, ballo, ballo senza respiro.
avrei c'è? voluto ballarlo qui dietro insieme alla nostra Raffaella, mi sono vestito anche apposta, ma non ce la faccio, è impossibile. Però sono contento di aver preso tanta di questa aspirina, tachipirina, Aulin, eccetera. Facciamo pubblicità a tutto. Oggi ho preso tutto perché volevo essere qui questa sera insieme a voi, anche perché sarà una settimana un po' più corta ma molto intensa. Domani qui torna a cantare per noi Lucrezia Arcifa. Benissimo. Quindi siamo molto contenti. Giovedì poi mercoledì, non andiamo in onda mercoledì perché è festa. Giovedì ci sarà lo speciale su Bibbiana e dopo andremo a vedere un piccolo promo. Io l'ho già visto lo speciale oggi ed è bellissimo, ragazzi. Non potete, mi sono visto non potete perderla perché fa veramente ridere, poi ci sono delle belle immagini. Mentre venerdì qui, anzi vi faccio vedere subito venerdì un piccolo 2 minuti di ciò che succederà venerdì qui in Casa Pieretti. Avremo 3 ragazze, 3 voci fantastiche, le Moirette, e il genere è questo. Andremo davvero indietro negli anni. Fabrizio, sei pronto? Facciamo vedere 1 minuto ai nostri amici a casa di ciò che succederà qua venerdì. Bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a drink. Bum 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 bum, making the cutest that I ever seen. Bum bum bum, give me 2 lips like roses and clover. And darling, darling, lots of nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum 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 bum, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I ever see. Give him the world that I am a rover. Then tell him that his lots of nights are over. Sandman. No, ma che brave. Sarà una puntata fatta, ma non solo dalle loro 3 pazzesche voci, ma sarà fatta anche da immagini che metteremo dietro di loro, che rivivremo proprio gli anni 50, gli anni 60 italiani, non solo, proprio del nostro mondo. Quindi molto mi raccomando, bello. Venerdì una puntata pazzesca di Casa Pieretti. Adesso Fabri, se mi puoi solo togliere l'audio in cuffia, perché un mio amico mi ha detto una cosa bellissima. E va, io seguo Casa Pieretti tutte le sere e gli ho detto perché? Perché io faccio zapping in quell'ora lì, sì. Ok? E mi viene da dirti una cosa: tutto il resto è noia. Franco Califano. Sì, d'accordo, un incontro, un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto e tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma
poi la notte d'amore, per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tocca a voi. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta colpa di quel che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi, feste, inviti, gente a casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Che poi questa, Alessia, è un po' il riassunto, no? Di tanti amori nati che dopo il primo anno è difficile poi andare avanti e dire oh, qua l'abitudine è una brutta, come si dice quando uno fa sempre le stesse Una cose, routine. la routine. Ma secondo te come si fa a non cadere nella routine? Come si fa a non cadere nella routine? Insomma, non è un discorso così, Non è così semplice. facile, anche perché il mondo vive di routine, la nostra vita quotidiana è una routine. Anche far Casapieretti, pur che sia la cosa più bella della mia vita, è comunque una piccola routine. Poi cambiano le canzoni, cambiano i loro messaggi, cambiano i registi. Chiaro. Questa sera c'è Fabrizio, il nostro Fabrizio. Bravo Fabrizio, Ciao, buon Fabri. lavoro. Tardiamo 3 minuti, anzi 2 minuti la pubblicità, mia cara regia, perché voglio ancora cantare questo brano qui. I Collage. 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte e poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisato. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La portavo sempre dal letto, è stato il mio primo amore, sai. Donna, donna, musica tu. Donna, donna, sei un po' di più. Donna, donna, musica tu. Hai sempre una marcia in più. Donna, donna, musica tu, mi prendi bene soltanto tu, quando sono insieme a te, c'è un concerto dentro di me. Na, 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 na. A grande richiesta, un brano di Collage per Patrizia. Quando bevo il mio caffè, tu sei lo zucchero più dolce che c'è. Quando faccio l'amore, metti un tocco di colore. È il solo modo che conosco per dar del tuo all'allegria. E ascoltare che un disco insieme alla donna mia. Donna, donna, musica tu. Donna, donna, sei un po' di più. Donna, donna, musica tu. Hai sempre una marcia in più. Donna, donna, musica tu, mi prendi bene soltanto tu, quando sono
voi, dai, tutti. Donna, donna, musica tu mi prendi bene, soltanto tu, quando sono insieme a te, c'è un concerto dentro di me. E noi ci fermiamo soltanto 4 minuti, tempo della pubblicità, e torniamo in onda con una parola sola ma che lega 2 canzoni, e la parola è gelosia. A proposito di ciò che hai detto prima, cos'è che può tenere insieme? Secondo me anche un pizzico di gelosia. Anche litigare ogni tanto fa bene perché rompe un po' la routine. Questa è una mia idea. Sì, Voi te lo spiego dopo. Voi cosa ne pensate, amici a casa? La gelosia può far funzionare o meno un rapporto? Scriveteci al 348 80 40 254. Pubblicità. Bentornati in questa seconda parte. Ho ridato la sedia al gatto perché ha detto che vuole stare lì lui, quindi non so quanto resista, però abbiamo detto la parola gelosia. Prima gelosia di Dirotta su Cuba e poi gelosia di Bobby Solo. Ma adesso andiamo sul mondo dei Dirotta su Cuba per voi. Dentro ai sogni tuoi, ai profumi che addosso hai, numeri scritti sulla mano, frasi leggere dette piano piano. Dammi gli occhi tuoi, che cosa hai fatto stasera? A telefono chi è? Non ho né sfiducia, ma dammi gli occhi tuoi, che cosa farai domani? Baciami e poi dimmi di chi sei. Mio cuore sta con te, senza pensare a tutto quello che non va, per poter ridere di noi. Gelosia è come la pazzia, vive di fantasia e non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia e cresce come un'idea e non ti fa più dormire. Che luci! Forse è quel che vuoi, forse mi odi ma è pazzesco, sai. Ti vengo a prendere al lavoro, anche se tu non m'aspettavi, no, non m'aspettavi. Dammi gli occhi tuoi, che cosa hai fatto stasera? Nelle foto tu con lei sembri più felice. Poi dammi gli occhi tuoi, che cosa farai domani? Baciami e poi dimmi di chi sei. Andiamo via, un giro al mare ad affogare i nostri guai, per poter ridere di noi. Gelosia è come la pazzia e vive di fantasia e non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia e cresce come un'idea e non ti fa più dormire. Gelosia è come la pazzia, vive di fantasia e non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia e cresce come un'idea e non ti fa più dormire. Alessia Chelucci con gelosia. Volevo chiedere a Blasone se lui è geloso. Lei è geloso, Blasone? Lui? Vabbè, ha detto di sì. È Lui è geloso geloso perché adesso è solo di arrivato me. anche Bruno e quindi do più crocchette a uno che all'altro. Non è vero, non è assolutamente vero. Dica, cosa c'è? Quello che mangia meno è il piccolo. Ma perché il piccolo mangia 24 ore al giorno se gliene do? Lui invece si sa dosare. 348 80 40 254. Passiamo da una gelosia all'altra perché arriva anche Bobby Solo.
vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più non so dare, ci sto bene, è un casino con te. Ma perché io sto male se non dormi al mio fianco? Mi tortura il pensiero di qualcuno, di un altro. Se ti vengo a cercare, lo so, è finita con te. Tutti! Gelosia mi acceca e mi uccide sulla malattia. Il cuore combatte per cacciarla via. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la falsa è finita, io ti voglio mia. Lasciarti ad un altro è solo una follia. Soltanto il pensiero mi sento morire, morire di gelosia. La tua luce già spenta, è tremendo il sospetto di qualcuno, di un altro, al mio posto nel letto. Se ti vengo a cercare, io lo so, è finita con te. E adesso voglio sentire tutti voi, pronti? Insieme! Gelosia mi acceca, mi uccide sulla malattia. Il cuore combatte per cacciarla via. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la falsa è finita, io ti voglio mia. Lasciarti ad un altro è solo una follia. Soltanto il pensiero mi sento morire, morire di gelosia. Mi acceca, mi uccide, il cuore combatte. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia. La domanda che mi hai fatto prima, Dimmi. sì, ci vuole un po' di gelosia, certo. ma non deve diventare una cosa troppo esagerata, perché sennò giustamente si rovina tutto. Diventa Chiaro. stalking se è Sì, troppa, diventa troppo. stalking, troppo, E già ragazzi. davvero qualcuno si permettesse di vedere se davvero sono lì o sono là, e con chi No, veramente ma do ci ragione mancherebbe. a Bobby Solo. Dai ragione a Bobby Solo, Sì, bene. finita. Sempre ragione a Bobby Sempre Solo. ragione. Andiamo a leggere un po' di messaggi? Vai Fabrizio! Andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui, o comunque una buona parte. Poi ce ne teniamo un po' per il terzo tempo. Eccoli qua. E là, buon Bruno Torino. Ciao Bruno! Ciao. Grazie, un saluto a tutta Torino, a tutti quelli che si chiamano Bruno. Ok? Va Ciao bene. Bruno, grazie. Non riusciamo a leggere ciò che c'è scritto, regia, è tagliato purtroppo. Il modo migliore per iniziare la settimana. Grazie Bruno. Grazie, anche il nostro modo migliore per iniziarla. Assolutamente. Tassativo su questo. Andiamo avanti. Ciao carissimo Enrico, volevamo farti una richiesta. Quando puoi, Jenny è pazza di Vasco, fatta da te, perché come hai fatto la nostra lezione non ce n'è per nessuno. Abbracci tutti voi, Laura e Angela di Mondovì. Wow. C'è un problema, che la nostra relazione più o meno me la ricordavo, ma Jenny è pazza, non me ne Ti vogliate. confesso che non la conosco. Non l'ho mai sentita, neanch'io. quindi però la imparo. Datemi certo. un paio di settimane, arriverà anche questa per voi. Carissimi, quando potete cantare Gloria, Daniele da Torino, va bene, la cantiamo. Adesso non so se questa settimana è una settimana un po' ristretta, ma vediamo di metterla in programma con tanto di dedica. Sei bellissimo, Sì, anche questo tanto, cucciolo. tanto. Dai che piove, Peiretto, a giovedì, forse, Paolo. Ciao Paolo! Tanto di regia questo messaggio. Giovedì, se tutto va bene, se non piove, siamo a Luserna, alla grande fiera di Luserna con Paolo e zia Marta. Ah, ok, quindi ok, perfetto. formidabili come sempre Enrico ed Alessia, lo dice Laila. Grazie Laila, grazie. Ciao. La musica è vita, eh sì. È sempre un piacere roseo vedere Casa Peiretti. Brava Dani, bravi. Piacere roseo, bella questa Roseo, cosa. sì. Roseo. Rose. Sa di rose, sì.
Ciao, ci stiamo preparando per una serata. Saluti da Neve che ha messo Nicoletta e Daniele da Casale Monferrato. Anch'io. Ti piace oh, invece di grattarti le pulci, ti piace quel collarino lino? Perché te lo compro anche a te se vuoi, eh? No, ha detto Molto bello. Ha detto che per lui è grande, ci credo, ma ci sarà un po' più piccolino, niente. Vabbè, presenti come sempre. Ciao carissimo Enrico, buon inizio settimana a tutti voi. Un grande abbraccio Paola, Agnese, Maurizio. Ciao. Ciao. Ciao Paola, ciao Agnese, ciao Maurizio, grazie. Wicco! Bello, Ma è bellissima, No, ma somiglia sembra a Brinetta. ma è Brinetta. È Brinetta quella lì. Chi lo sa? Comunque Wicco non lo so cosa sia, ma grazie. Regia non Ma lo capisco. non è Brinette a casa, mi auguro. E io questo no. mamma. Wicco è la marca del cellulare. Grazie Fabrizio, ma che ne so, mettimi Ma qualcosa. allora è Brinette, non lo so. Che bello rientrare nella vera casa, quella della musica. Viva Casa Pieretti, Giovanni d'Alessandria. Ciao Giovanni. Io adesso so che Alessia è preoccupata perché sembra una di quelle cose, ti ho rubato il gatto e adesso paghi il Spero gatto. di no. Ma cos'è quella foto, Fabri? Ci aiuti un po'. Buona serata a tutti voi di Casa Pieretti. Enrico, complimenti, siete super. Saluti da Gressonei, da Piero l'Alpino con il Monte Rosa. Ciao Piero l'Alpino. Ciao, Piero. Perché la foto è davvero è uguale al tuo gatto, No, ma probabilmente. mettimi in ansia. No, ma è uguale al tuo gatto. Ciao Sono Enrico uguale. e Alessia, sono Agnese e vi scrivo da Armeno. Sabato scorso la mia amica Adele è stata premiata perché ha vinto partecipando ad un concorso per giovani scrittori con affetto. Il primo premio ha vinto. Wow, bene. Complimenti da parte di tutta Rete 7, anche perché vedere un giovane che scrive e vince è bello, bellissimo. Ciao Enrico, mi fai alta marea sempre grandi, grazie. Miki da Novara, la mettiamo in programma per il nostro amico Miki. Abbiamo fatto di recente, però la rifacciamo tra un po'. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena. Ciao grazie a Elena, te. bonsoir a voi. Un bravi come sempre a voi, un bacione a nonna Bruna, Enza, Giancarlo. Mia mamma vorrebbe richiedere per favore se potete cantare Il silenzio di Nini Rosso o di Dalida Marina. Vabbè, un'altra canzone che mettiamo nella lavagna magica che le trasforma le vostre richieste in musica. Iniziamo bene la settimana di musica e canto con Enrico sempre alla grande e che dire della bellissima Alessia con la sua voce splendida. Grazie per allegrarci con canto e musica. Osvaldo da Venaria Reale, la musica non tradisce mai. Grazie Osvaldo, Delle grazie, persone. grazie Ciao davvero. Osvaldo. Ciao, sempre elegantissimo. Puoi dedicare a mio fratello Un attimo ancora dei Pooh, grazie. Rosy da Torino. Per Fabio. Un attimo ancora probabilmente e dammi solo un minuto. Ah. Ma va bene, la facciamo. Rosy per Fabio. Ciao, sono Stefania da Budget, dedicate qualcosa, siete fantastici. Vi facciamo un bel saluto, un grande saluto. Poi torneremo nel terzo tempo con una canzone di novembre, quindi di Giusy Ferreri, che è già una vostra richiesta. Ciao Enrico, sempre musica bella. Alessia, sei grandissima e sei molto simpatica, siete fantastici, vi ascolto sempre. Ciao, grandissimo amico Maurizio da Villa d'Ossola. Ciao Maurizio. Ciao Maurizietto, grazie. Ciao Enrico e Alessia, siete i migliori. Mi cantate Non succederà più di Claudia Morsi. Un bacio e un abbraccio da Rosa di Collegno. Abbiamo fatto anche un altro brano che abbiamo fatto di recente, Sì. Quindi la rimettiamo in programma. Ciao Rosa, ciao Collegno, ciao Enrico, Alessia e Blasone, lo dice Milena. Tanti Ciao, saluti anche Milena. al nostro super gattone. Miau. Ciao, mi potete salutare? Sono Angelo. Certo. Ciao, Angelo, Ciao Angelo. Bella anche quella. Ciao Alessia, ciao Enrico, è un piacere stare in vostra compagnia. Lilli, saluti a Romy e Roby. Ma è un piacere, è tutto nostro. Grazie mille e ti salutiamo Romy e Roby. Tutto nostro, il piacere. Ciao ragazzi, come inizio è quasi uguale a Modena Park. Ci manca che inizi Colpa di Alfredo ed è uguale. Bravissima Alessia ed Enrico. Ah, hanno trovato una somiglianza rispetto alla base che ho fatto stamattina. Perché l'ho fatta io la prima base stamattina. Ah, Quindi- bravo Enrico. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete a dir poco fantastici. Mi piacerebbe vedervi dal vivo. Passo spesso davanti a Rete 7 nella speranza di potervi vedere. Un abbraccio forte da Pasquale. Se potete mi cantate una canzone di Umberto Tozzi, quella che volete. Alessia, sei bellissimo. Un altro brano che mettiamo in programma per il nostro amico Pasquale. Ricordo che Casa Pieretti va in onda da Luserna a San Giovanni. Trasmettiamo il segnale a Rete 7, che da Rete 7 lo mandano in tutto il mondo. Però è difficile vederci a Rete 7. Però capita. Però può succedere, può succedere. Grazie Pasquale. Buon inizio settimana, caro Enrico da Alfonsina e Germano. Ciao amici nostri, grazie. Grazie davvero. Ciao Enrico.
Ciao Alessia, buon inizio settimana a tutti voi di Casa Peretti dalla Family. Fava, sempre Ciao. presenti, sempre puntuali col loro messaggio. Grazie Vero. Fava. Allora Fabrizio, ultimo messaggio, poi devo dire una cosa, bravissimi, ci fate tanta compagnia in queste umide sere d'autunno. Viva Casa Peretti, a Luserna sta venendo giù tanta di quell'acqua qua fuori. Confermo. Proprio, come si dice, a secchi. A Sì. secchi. Fabrizio, gentilmente fai vedere il promo di Bibbiana, tanto devo lanciare la pubblicità. Se non la lancio io, la lancia il cinese. Eccola qui. Giovedì 2 novembre, Casa Peretti alle ore 20, speciale La sagra del kiwi di Bibbiana, una puntata divertente e anche irriverente. Ve ne do un piccolo assaggio proprio adesso. Come si dice pubblicità in cinese? Come, adesso devo lanciare la pubblicità, no? Mi piacerebbe capire come potrei fare in Cina. Pubblicità. No, Non la lancia la pubblicità? sì, no, no bene. Va bene. Venga via. Latte Maia. Ma non sono Latte Maia! Andiamo, venga. Andiamo. A grande richiesta. Difeso le mie scelte, io ho creduto nelle attese, io ho saputo dire spesso di no, con te non ci riuscivo, ho indossato le catene, io ho i segni delle pene, lo so che non volendo ricorderò quel pugno nello stomaco a novembre. La città si spense in un istante, tu dicevi basta ed io restavo inerme, e il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie e tu non sembri neanche più così forte come ti credevo un anno fa a novembre. Ho dato fiducia al buio, ma ora sto in piena luce e in bilico tra i strani che mi contendono la voglia di rinascere. A novembre la città si spense in un istante, tu dicevi basta ed io restavo inerme, e il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie e tu non sembri neanche più così forte come ti credevo un anno fa a novembre. Tu parlavi senza dire niente, cercavo invano di addolcire quel retrogusto amaro di una preannunciata fine. Novembre, la città si spense in un istante, tu dicevi basta ed io restavo inerme, e il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie e tu non sembri neanche più così forte come ti credevo un anno fa a novembre. Alessia Chelucci a novembre. Adesso andiamo a finire tutti i messaggi di questo Benissimo. lunedì. Ricordiamo che domani sera qui Lucrezia Arcifa a cantare il suo inedito e tante altre belle canzoni. Poi mercoledì non andremo in onda, giovedì lo speciale di Bibbiana e venerdì le Moiret. E adesso gli ultimi messaggi di oggi.
Mi cantate perché lo fai di Masini, Dani di Torino, buona serata, bella, viva Rete 7, Enrico ciao Dani da Torino, va bene, dai la mettiamo in programma, prossima settimana, ok? Un brano che ho fatto abbastanza bella tosta come canzone. decente, poi un brano che mi piace tantissimo. Con i collage ho pianto come un bambino, non sentivo questa da troppo tempo, bravissimi. Grazie. Bello questo messaggio, bella l'emozione, Grazie. Peccato manca una firma, così sappiamo chi ringraziare, chi siamo riusciti a fare emozionare. Buona serata e grazie per la vostra musica da Gisella. Ciao Gisella! Ciao È Gisella. una palma quella? Ah no, è un totem. Ho visto che c'è un disegno. Sì, un pizzico di gelosia aiuta la routine, dice Dani. Vedi? Il pizzico giusto. Un pizzico è come la pasta col peperoncino. O Se ne come- metti troppo non va bene, troppo poco. Non Come il senti sale. niente. QB. Vai. No, leggi tu. Ciao Enrico e ciao Alessia, vi seguiamo sempre. Lui è Joy. No. E con lui vi chiediamo nel mondo e nell'anima, noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh. Un abbraccio da Torino, Carola, Damiano e Lara. Altro brano che metteremo in programma. Tutte le richieste le facciamo, mi raccomando, voi seguiteci sempre, perché poi ci arrivano, non ce l'hai cantata eccetera, ma le hai viste? No, me ne sono persa quella, poi magari ti perdi proprio una puntata che dedichiamo a te il brano, quindi quest'ora decidete da lunedì al venerdì di passarla insieme a noi. Puntata super azzeccata, molto bene, un piacere sentirvi anche solo di parte, anche se sono di parte, bravi, una brava vecchio Chelu. Ciao. Grande il vecchio Chelu, ciao vecchio Chelu, Ciao. ti vogliamo bene. Mio papi, ciao. La gelosia non deve essere eccessiva, un po' sì, ma non troppo. Vedi che sono tutti più o meno della D'accordo, sì, nella con nostra linea noi. questa sera. Casa Peiretti, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. No, Ma t'ho già per pensato fortuna io. c'è. L'ho pensato io. Saluti dalla Polonia. Luca, PS, potreste cantare Cercando di te dei Pooh? Ma certo, già. volentieri, Luca. Tutta la Polonia in ascolto con un brano dei Pooh, grazie, cercando di te, bellissimo, grazie davvero. Enrico, c'è anche la canzone Gelosia del grande Adriano Celentano. Me la canti, Maurizio Valladossola, è un tango, vediamo se riusciamo a farlo, dai, in questa settimana, se non la prossima. Non potevamo fare 3 canzoni che si chiamano Gelosia, se no Peiretti non è più fantasia. No, è gelosia. Bravi, Brina è gelosa, un bacio da Romy, eccola. Eccola qua. La tua gattina di prima è arrivata Ciao. adesso, Sì. ecco, non è gelosa per niente, anche No, perché la mia bimba, lei. lei vive da una parte, i maschi da una parte e le femmine dall'altra. Esatto. Abbiamo deciso così: i maschi vivono a Luserna, le femmine a Torre Pellice. Benissimo. Un saluto da Emma e Davide di 1 e 3 anni da Alba. Ciao Emma! Ciao Davide! Betti belli, ciao. Buonasera. Buonasera, vorrei dedicare Romagna Capitale, cantata dall'orchestra di Mirko Casadei, a mio figlio Mirko. Grazie e buona serata da Verbania. Salutiamo il figlio, salutiamo tutta Verbania. È un brano un po' troppo tendente al liscio. Noi cerchiamo di fare un po' più pop. Giro questo brano a Capano, però, che lui al pomeriggio va in onda con le orchestre. Quindi giriamo questo Perfetto. messaggio a Capano, lui da metà pomeriggio. Sono in ritardo, grazie Rete 7. Bella trasmissione, come sempre. Baci da Sandy. Che bella che ciao Sandy. Bellissima. Bel Ciao. disegno. Bellissimo, Non so sì. cos'è, se è un È un uccellino, pavoncino, vabbè. sembra, Bello, no? bello. Ciao Enrico Alessia, la gelosia va bene quando è sana, poi no. Che bello blasone, mentre cantavi lui guardava il video. Complimenti sempre Claudia Di Chirino. Grazie Claudia. Ciao. Ricordiamo che per gli amanti del liscio, chi balla, chi canta al pomeriggio su Rete 7 mandano proprio in onda i video delle orchestre, quindi queste richieste le spostiamo d'altra parte, noi un po' più pop. Ciao a tutti amici di Casa Peretti, ciao Alessia e Enrico. Io, se si tratta d'amicizia, non sono geloso, Giusto. ma se si parla invece di fidanzati o magari tra marito e moglie ci può stare, ma Certo. se si tratta d'amore vero e fiducia reciproca, la gelosia non esiste. Concordiamo, Ci sta. anche se amore vero, magari qualche pensierino lo fai, no? Magari lì che chatta, con chi è che chat? No, basta. Chat, Vai. basta. Ciao Enrico e Alessia, se poi vorrei dedicare a un familiare la canzone di Morandi, 1 su 1000 ce la fa. Buona serata a Ferruccio da Novara. Beh, La facciamo molto volentieri. Guarda, se riesco faccio una modifica veloce, tu vai avanti perché Ricambiamo? so che questo familiare è un po' in difficoltà. Perfetto, Quindi allora- faccio uno strappo alla regola, vediamo se riesco. Ricambiamo i saluti a Lilli. Un bacio a tutti, Roby e Romy. Ecco che ci sono scambiati i saluti, così abbiamo fatto tutto, molto bene. Ciao Enrico, ciao Alessia, bravi come sempre da Giacomo e Silvana. Ciao ragazzi, un abbraccio grandissimissimo. Sto cercando 1 su 1000 perché so che può essere d'aiuto in questo momento.
Ciao Enrico. Vai. Vado? Vai. Ciao Enrico e Alessia, siete super. Non vedo l'ora di vedere lo speciale su Bibbiana e Kiwi. Anch'io. La zia Marta ne ha combinate di tutte e di più. Fa pipì. Aia. Ogni angolo mi dice fa pipì. Ma abbiamo registrato tutto. Bravissimi. Da Orzi Nuovi, dal Bar del Pelo. Ciao Orzi Nuovi, Bar del Pelo. Viva il Bar del Pelo. Mi piace il nome. Vengo a trovarvi perché non lo so ma mi piace. E adesso chiudiamo così. 1 su 1000. Dedicatissima. Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito non ci credere, devi contare solo su di te. 1 su 1000 ce la fa, ma quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai, forse è meglio perché no, tu che ne sai, non hai mai creduto in me ma dovrai cambiare idea, la vita è come la marea, ti porta in secca in alto mare, come la luna. Non ho barato né bleffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima, ho perso tutto ma ho ritrovato me. Voglio sentire tutti adesso, dai. 1 su 1000 ce la fa, ma quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita, tu non sai che peso ha questa musica leggera, ti ci innamori e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai mai sentito, mi son tenuto il mio segreto, tu sorda, io muto. Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito non ci credere, finché non suona la campana vai. Ha cantato per voi Alessia Chelucci, Ciao, grazie, a presto. Fabrizio in regia. Un saluto sempre al mio manager Giuliano Falco, perché anche senza di lui non sarei qui. Se volete rivedere questa puntata alle 21:30 sul canale 83 Video Nord, questa notte alle 4:15 su Rete 7, canale 13 in alta definizione, e da domani cercate questa puntata sul nostro canale YouTube o su Facebook di Casa Peretti. Grazie a tutti, ci si vede domani e ditelo in giro cosa siamo per noi e per voi. Ciao, grazie! Ciao, Enrico.